Genesi, capitolo 17. O patto tra Dio e Abram. Quando Abram teneva 99 anni, il Signore ha comparette a Issa e le ricette. Io sono Dio onnipotente, cammino sempre innanzi a me e campo sempre in la giustizia. Perché io farò l'alleanza mia fra me e te farò diventare assai rossa per numero. Tanto Abram sottile che la faccia in terra innanzi al Signore e Dio, e così parlai a Issa. O vicano, l'alleanza mia è con te e te farà diventare o padre di parecchi popoli. Non ti chiamerai più Abram, ti chiamerai invece Abramo, perché sarai o padre di un giovane gente e farai nascere in te parecchi popoli. Ti farai raggrandire assai, ti farai diventare nazione in discendenza tua, farai nascere pure parecchi re. Fisserai l'alleanza mia insieme con te e con tutta la discendenza tua, che vanno roba a te per sempre, perché io sarò Dio tuo e il Dio di tutta quella discendenza che vanno roba a te. Darà a te e a tutta la discendenza tua tutti chi stu pesa domo stai campana, come un furastiere. Tutto pesa Canaan per sempre sarà Dio o Dio vostro. A circoncisione. Dicette ancora Dio a Abramo, da parte tua e mettere solo in pratica l'alleanza mia, tua discendenza tua che vanno roba a te. E questa è l'alleanza mia, che voi avete a mettere in pratica, alleanza fra me e voi, e fra la discendenza che vanno roba a te. Avete a circoncidere, mezzo voi, ogni figlia maschera. Per la strada circoncidere la carne, rovesciate vostra. E questa sarà un mirco, e l'alleanza mia con voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circoncisa. Ogni figlia maschera, fra voi, e questa sarà per sempre. E sarà circoncisa chi che nascerà in a casa vostra. Chi sarà accattato in un forastiere, che non appartiene alla discendenza tua. Sarà circonciso non solo chi che nascerà in da casa vostra, ma pure chi che verrà accattato che renara. A così l'alleanza mia starà in de carne vostra, e sarà un'alleanza che non verrà mai. Chi lo figlio maschile non circonciso, che non è stato tagliato un po' che la perchiella, a coppa per scegliere sua, venisse lo da mezzo popolo suo, perché avrà fatto rompere l'alleanza mia. Poi Dio dicette ancora a Abramo, quando a Sara è moglie tua, non ne chiamerai più Sarai, ma Sara, perché io ti benedice a raggio, eppure che ti farà avere un figlio. E a benedice a raggio ed entrerà parecchie nazioni, perché re e popolo nasceranno a rendere discendenza tua. Dio rinnova la promessa in un figlio. Subito Abramo si buttava la faccia in terra e si mettette a ridere, perché in capo a essa pensai, a una che tiene 100 anni la potrà mai nascere un figlio. Eppure Sara, che tiene 90 anni, sarà ancora capace di sgravare un figlio. Poi Abramo dicette a Dio, sia magari Ismaele potesse campare innanzi a te. E Dio dicette, no, Sara, moglie tua, ti darà un figlio, e tu chiamerai Isacco. L'alleanza mia che io farò insieme con essa sarà un'alleanza eterna, perché io sarò il Dio suo, e il Dio e tutta la discendenza che verrà presso a essa. Pure un quello a Ismaele, gli dà già accontentato, perché il benedicto che lo farà già diventare chi nei figli, e la discendenza sua sarà assai rossa per numero, perché in la discendenza sua nasceranno 12 principi, e la farà già diventare la discendenza sua una nazione assai rossa. Fisserà già l'alleanza mia con Isacco, che Sara ti darà l'anno che viene, a chi sta data. A così Dio fernette parlare con essa e lasciai Abramo, veramente si sceglie un cielo. E tanto Abramo piglia Ismaele e tutti i figli che erano nati in da casa sua, e quelli che essa aveva accattato che erano nati. Tutte i figli maschi appartenevano pure a quelle persone che stavano in da casa sua e circoncidette, a carne per scegliere loro, in da chi su stesso giorno. Ismaele, figlio suo, teneva 13 anni quando fu circonciso, e in lo stesso giorno fu circonciso pure Abramo e Ismaele, o figlio suo, e fu circonciso insieme con esso pure tutto l'uomo che stavano in da casa sua. Tutte quelle che erano nate in quella casa e tutte quelle che erano state accattate che erano nate a rinde in mano re forastiere.